La Basilica del Santo, che richiama ogni anno quasi 7 milioni di pellegrini, non smette mai di stupire e di rivelare nuovi tesori. Ora, grazie ai lavori di restauro, nella cappella della Madonna Mora sono tornati alla luce nuovi affreschi, mentre nella sala del capitolo si prospetta la concreta possibilità di scoprire nuove opere, addirittura riconducibili a Giotto. Nella cappella della Madonna Mora, che è vicino alla stanza in cui visse Sant'Antonio, sono stati riportati alla luce alcuni splendidi affreschi. Il restauro di questi due riquadri affrescati, per motivi diversi, ugualmente interessanti, uno dell'ultimo terzo del 300, l'altro del primo quarto del 400, tutti e due di qualità importante, ora in corso di studio e quindi ci riserveranno delle novità. Nella sala del capitolo invece sono state utilizzate per la prima volta in Italia, grazie all'università, apparecchiature sofisticate arrivate da Germania, Francia e Grecia, che hanno ispezionato, come una sorta di radiografia, quello che c'è sotto la superficie e l'intonaco, e lì la presenza della mano di Giotto è altamente probabile. Ci fa ben sperare che al di sotto dello strato superficiale affrescato di metà 600 ci sia ancora affresco dovuto alla mano di Giotto. Le fonti ci dicono chiaramente che Giotto ha affrescato la sala del capitolo, quindi lo ha fatto. Forse, ma qui veramente il condizionale è da obbligo, prima della Cappella degli Scrovegni. Ora servono risorse per accertare la mano di Giotto e soprattutto portare alla luce quelle opere nascoste. Ogni opera restaurata viene affidata dalla veneranda Arca di Sant'Antonio a uno studioso che continua a indagare, studiare e diffondere questi tesori inestimabili. Siamo appunto in un ambiente molto antico e qui comunque c'è un po' una difficoltà di lavorare in questo ambiente così sacro, l'afflusso dei fedeli e tutto quanto, però anche questo, come dire, fa parte un po' del nostro lavoro, ci gratifica ancora di più.